Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati ancora qui con noi in questo mercoledì 27 aprile in compagnia delle stelle di Radio.0 e di tutte le ultime novità. Iniziamo subito. Ariete, interessanti le prospettive finanziarie, frutto di un'intuizione da valutare però con esperti. Per migliorare la situazione economica gestite bene i contatti. La paura potrebbe rivelarsi dall'altra parte un ostacolo per il raggiungimento di un traguardo. Attenzione, non ascoltate la voce del dubbio. Toro, la giornata si preannuncia piacevole e rilassata come piace a voi, specie se la trascorrerete insieme a chi possiede il vostro cuore. Serenità, capacità di adattamento, le parole chiave del giorno. Avete tutto a portata di mano poi per realizzare un progetto e ottenere l'appoggio di una persona importante. Lavorateci su. Gemelli, naturale svegliarsi fuori fase con la luna in pesci. Un pronto soccorso? Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi piuttosto di qualcuno in difficoltà. Sbrigate in fretta le faccende, spendete il tempo libero in attività divertenti, piccoli scontri invece in casa. Cancro, amore, amore, ancora amore per tutti voi. Decisamente le azioni si impennano verso l'alto, perciò agite senza tentennamenti o timidezze. La vita professionale poi riceve una boccata di ossigeno, le occasioni di incontri galanti non mancheranno. Leone, nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Sentimenti e famiglia reclamano poi la vostra attenzione in giornata. Un desiderio di evasione vi attraversa, ma non dategli corda, soprattutto se non sapete con esattezza dove vi porterà. Vergine, ripensamenti e una malinconia ingiustificata. In giornata oggi la lucidità non vi sostiene. Gli amici fanno di tutto per rincuorarvi sdrammatizzando i problemi, ma neanche questo sembra funzionare. Accontentatevi quindi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non comprometterà la vostra credibilità. Bilancia, meglio non concentrarvi su una sola grande idea fissa in testa. Il periodo infatti richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi più vasti, diciamo così. Nelle relazioni sociali poi non siate troppo selettivi, date agli altri l'opportunità di farsi conoscere. Scorpione, tocca a voi. Incontri, emozioni e esperienze movimentano la vostra quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, in più l'atmosfera sarà gioiosa, cambiamenti positivi in atto. Sagittario, affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere abbattuti. Mettetevelo bene in testa. Una lunga discussione con un familiare porterà a una nuova presa di coscienza. Piccoli momenti di tristezza in giornata da allontanare puntando su un rimedio davvero infallibile. Lo conoscete già, è l'ottimismo. Capricorno, un mercoledì stimolante vi attende, ricco di propositi costruttivi, coinvolgimento profondo con il partner e con gli amici e sorprese amorose piacevoli a dir poco. Per realizzare alcuni dei vostri progetti troverete poi appoggio nei familiari, così procederete molto più veloci. Acquario, a parte una spesa non preventivata, la giornata si prospetta tranquilla da ogni punto di vista. Oggi si distinguerà per i suoi meriti chi opera nel sociale. Intralci burocratici? Mettete a profitto il senso pratico, li supererete brillantemente. Attenzione invece agli amori segreti. E chiudiamo con i pesci. Che clima esaltante e pieno di soddisfazioni con la luna nel vostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. L'intesa di coppia poi profuma di romanticismo e di buoni propositi. Una voglia di libertà infine è da soddisfare. E si chiude quindi anche per oggi il nostro appuntamento con l'oroscopo. Noi vi aspettiamo domani ancora con tante novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0